L'autista lo conosciamo bene, è un nostro cliente, amico, Michele, insomma ci dispiace per quello che è successo, però cose che capitano. Adesso ci rimbocchiamo le maniche. Gianni Reginato, cotitolare del Caffè Commercio nel cuore storico di Asolo, guarda avanti con la speranza di poter presto ripristinare il plateatico del suo locale, in parte andato distrutto dal pulmino piombato ieri sera su tavolini e sedie. Sono circa le 20:20 quando Michele De Zena, titolare dell'omonima ditta di autoservizi, parcheggia il suo mezzo accanto alla pedana del Deor. Sta aspettando un gruppo di studenti americani che deve riaccompagnare a Paderno del Grappa. È lui stesso, raggiunto telefonicamente, a raccontarci quegli istanti. È una manovra che faccio ogni giorno, più volte al giorno. Stavo per scendere dal mezzo per vedere se arrivavano i ragazzi quando probabilmente, senza volerlo, ho toccato con la mano o con il ginocchio la piccola manopola, mettendo in driver il pulmino che ha il cambio automatico. A quel punto il veicolo si è messo in marcia e non sono più riuscito a fermarlo. De Zen è ancora scosso e ancora di più duramente provato da un altro tragico incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso giugno lungo la Treviso Mare in uno scontro frontale con un'auto. Quella sera persero la vita i 2 giovani ragazze a bordo della vettura e un'amica di De Zen che viaggiava al suo fianco. Fortunatamente ieri sera nessuno è rimasto ferito. Il Caffè Commercio infatti lunedì chiude prima del solito e in quel momento non c'erano persone sedute ai tavolini. È andata bene, un'oretta prima c'erano 3, 4, 5 tavolini seduti fuori, era una catastrofe. È andata veramente bene anche perché in quel momento non transitavano né auto né pedoni, nemmeno sotto il porticato dove siamo noi. Tra i primi ad accorrere i titolari della pizzeria Cornaro accanto al caffè dove stavano cenando gli studenti americani. Abbiamo sentito un forte rumore intorno alle 20:15, 20:20 e siamo usciti con mia figlia e abbiamo constatato che il pullman era sulla pedana, quindi aveva già provocato danni in centro. Ha occupato parte della corsia stradale e tavoli e sedie sono finiti anche in parte nella loggia del capitano alla mia destra. Sul posto arrivano anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Sotto shock l'autista del pulmino raggiunto dopo pochi minuti dai familiari. È Saverio Gemmato ad avvertire dell'accaduto Gianni Reginato, che una volta al locale si rende conto della situazione, ma passato lo sconforto iniziale insieme al fratello si mette al lavoro per gran parte della notte per ripristinare metà del plateatico, mentre per quella andata distrutta ci vorranno mesi di lavori. Bisogna rifare tutta la pedana, tutto lo scheletro in acciaio è stato tutto storto, sicché pedana e tenda, tanti lavori. Qualche danno anche al Deor della pizzeria Cornaro. Abbiamo subito dei danni dovuti allo spostamento della struttura del bar commercio che è vicino alla nostra pizzeria. Le fioriere, parte della struttura della pedana. Oltre ai danni riportati dal plateatico, i Reginato devono fare i conti anche con i mancati introiti derivanti dal Deor non completamente utilizzabile. Asolo ormai attira anche d'inverno, non è più stagionale, e è un danno, però insomma sono incidenti che succedono.